necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri questa mattina tra le 11:30 e mezzogiorno in via Bembo 29, una laterale di viale Mediterraneo a Sottomarina, per estrarre dal proprio appartamento il cadavere di un uomo di 57 anni, deceduto probabilmente da qualche giorno. La porta infatti era serrata e il poveretto non dava più notizie di sé. In loco anche le ambulanze del 118 con i sanitari. Eventuali ulteriori informazioni in seguito nel blog Chioggia Azzurra. Come lo scorso marzo, nella circolare emanata ieri dalla Regione Veneto, non vengono solo requisite le terapie intensive negli ospedali per i malati di Covid, salvo naturalmente altri casi di sola urgenza, ma viene anche ridotta l'attività chirurgica già programmata. Viene fatta salva l'assistenza ai pazienti in ambito oncologico, materno-infantile e alle malattie rare, mentre sono sospese le visite specialistiche ambulatoriali pure nelle strutture private accreditate, anche in questo caso salvo urgenze. Tuttavia queste disposizioni riguardano dal principio i Covid Hospital, come ad esempio quello di Dolo, mentre almeno per ora rimarrà invariata la capacità degli ospedali hub, tipo l'Angelo di Mestre. Previsto l'ampliamento delle attività di telemedicina e di assistenza a distanza, già entro i prossimi 2 giorni. L'assessora alla sanità Manuela Lanzarin ha spiegato che queste misure vengono attuate allo scopo di poter disporre del maggior numero di personale possibile da destinare alla cura dell'emergenza Covid nei reparti di area non critica. Entro la prossima settimana il Comune di Chioggia affiderà l'incarico a un ufficio esterno, allo scopo di raccogliere l'intera documentazione tecnica relativa a ogni immobile tra quelli che rientrano nella sanatoria per le case costruite 100 anni fa lungo la riva dell'Usenzo Sottomarina. Lo ha detto il vice sindaco Marco Veronese, assessore al demanio, considerando che l'operazione avrebbe dovuto essere svolta con risorse interne, ma anche per via dei pensionamenti dovuti a quota 100, l'ente non è stato in grado di compierla autonomamente. I rilievi dei tecnici saranno poi inviati al demanio per la quantificazione dei costi di acquisto degli immobili dallo scorso febbraio passati in proprietà comunale, calcolati per il solo terreno, a cui andranno aggiunti gli oneri di urbanizzazione. Dopodiché il comune e gli abitanti delle case formalizzeranno la cessione della proprietà. Più di questo non possiamo fare, dice Veronese, che già aveva risposto ai primi malumori dei residenti, i quali dal 15 luglio, data ultima di consegna degli incartamenti, aspettano un passo dall'amministrazione e dall'agenzia del demanio. Non ci siamo dimenticati di loro, continua il vice sindaco. Stiamo lavorando per concludere l'avvertenza nel modo più veloce possibile. Veronese ricorda che nell'analoga vicenda relativa all'ex forte di Brondolo, gli ultimi atti notarili di trasferimento della proprietà sono stati perfezionati dopo 12 anni dall'accordo in sede legislativa. I fondi sono stati stanziati dalla legge di bilancio 2022, conclude il vice sindaco. Speriamo che entro 3 anni la procedura sia terminata. Si tratta di un iter non veloce che ha raccolto i dati di circa 200 famiglie e ora ha bisogno delle stime demaniali. Tuttavia, chi ha intenzione di cedere il proprio immobile è bene che sappia che per legge c'è il vincolo di 5 anni, una volta acquisito quest'ultimo dal comune.
Venerdì 20 novembre ricorrerà la Giornata mondiale per i diritti dei bambini e degli adolescenti e la cooperativa sociale Titoli Minori celebra l'appuntamento attraverso 8 incontri virtuali per l'infanzia, l'adolescenza, i genitori e gli insegnanti, vocati proprio al tema dei diritti. La partecipazione all'iniziativa avviene su prenotazione e si avvale della collaborazione con diverse realtà e professionisti del territorio. Ogni singolo evento è accessibile previa comunicazione telefonica o via mail, alla quale seguirà la registrazione e la fornitura del link specifico. La serie Accendiamo i diritti rientra nel progetto Nuove Pietre, Nuovi Sentieri, approvato nell'ambito del Fondo Nazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile ed è patrocinata dal Comune. L'elenco delle 8 attività è disponibile al blog Eventi Appuntamenti Chioggia.